Vivo a Sutro da 27 anni, da quando mi sono sposata, sono assessore comunale dal 2012. I miei assessorati riguardano l'istruzione, le politiche sociali, la sanità, le attività produttive, seguo in parte anche l'artigianato, visto che con il mio lavoro sono tributarista, sono abbastanza vicina, insomma, alle attività di zona. Ovviamente, seguendo diciamo il commercio e le attività produttive, sono abbastanza vicina anche all'albergo diffuso, per l'insieme anche di tutte le attività che poi l'albergo diffuso svolge all'interno, diciamo, delle varie manifestazioni. L'albergo diffuso fa da motore anche a molte attività che noi svolgiamo, ci permette, diciamo, di farci conoscere in tanti posti. È un modo diverso di fare la vacanza. Credo che in un momento anche come questo, a seguito dell'emergenza Covid, l'albergo diffuso possa essere un motore per tutto il paese e anche un modo per mantenerci vivi come attività e come, diciamo, su tutto il territorio nazionale. L'albergo diffuso, come anche chi ha parlato prima di me ha detto, è un modo di vivere la vacanza diversa. Non sei l'ospite che entra e esce da una stanza di albergo, ma vivi il paese così com'è, con le sue amicizie, con i rapporti sociali, con l'incontrarsi la sera, finito il lavoro, a bere l'aperitivo insieme, che poi è un insieme molto vasto perché magari si esce in 2, 3 e poi alla fine ci si ritrova in 10 e non si finisce più. Quindi diciamo che il turista che arriva qui, se diciamo anche lui è ben disposto ovviamente, ma penso che una persona che sceglie una vacanza di questo tipo sia già improntata al non faccio la vacanza da solo. C'è anche chi lo fa, può farlo in solitudine tranquillamente, ma se poi vuole provare qualcosa, diciamo, di diverso, il paese piccolo, la comunità comunque accogliente, le varie amicizie, è il posto giusto in sostanza. Dicono che i carnici sono piuttosto chiusi. In realtà, se ti fai conoscere, se sei ben disposto alla battuta, allo scambio di opinioni, che poi magari non arriviamo a niente perché noi abbiamo la nostra idea e magari quello che viene da fuori ha la sua, un'altra visione. Però comunque trovi tanti amici. Ecco, io sono per metà, non sono friulana, non sono carnica. Mio papà veniva dall'Emilia, dalla provincia di Piacenza. Ma è arrivato qui, ha trovato mia mamma, va bene, però è rimasto e diceva sempre a casa mia, ed era qui, non era Piacenza. Il rapporto che abbiamo noi all'interno del paese faccia proprio da motore, da traino, cioè quando inviti qualcuno, anche gli accompagnatori dell'albergo diffuso, cioè non raccontano come una guida turistica solo le notizie specifiche, la data, l'evento, ma ti fanno conoscere anche la persona che passa in quel momento per strada, perché se è una persona particolare magari ti dicono questo è quello, questo è l'altro. Quindi penso che sia un modo veramente sociale di fare la vacanza. Il presepio di Teno è il nostro fiore all'occhiello, è stato realizzato da un artigiano locale che con pazienza ha intagliato tutte le statuine e rappresenta, oltre al presepio normale, diciamo la Madonna San Giuseppe e il Gesù Bambino, è rappresentato il nostro paese con tutte le sue attività artigianali, la raccolta del fieno, le mucche, la stalla, il fabbro. Da qualche anno è stato allestito in una stanza apposita. Ci sono state anche delle persone che continuano a lavorare a mantenerlo in efficienza. Quello è proprio il posto in cui vedi Sutrio vecchio, è vero, Sutrio di una volta, però alla fine è quello che è rimasto comunque dentro di noi lo stesso. Poi un giro per il paese per vedere le varie attività, per visitare anche le varie botteghe artigianali che ancora esistono sul territorio, che lavorano il legno. Negli anni del boom economico Sutrio era il paese del mobile.
Adesso è un po' più difficile trovare giovani che vogliono impegnarsi in questo lavoro. Ci sono quelli che lo fanno con prodotti nuovi, inventiva e che diciamo garantiscono un pochino anche il tramandare delle tradizioni. Sicuramente la nostra filosofia di vita, che forse in questo periodo abbiamo un pochino riscoperto, nel senso che abbiamo capito cioè il vivere tranquilli, il non avere tutto e subito, si vive lo stesso. Già noi qui, rispetto magari alle grandi città, viviamo già così, perché non abbiamo proprio tutto quello che hanno le grandi città. D'altronde Sutri è un paese di 1200 abitanti, quindi non è che abbiamo il grande centro commerciale, i grandi negozi, però forse riusciamo a dare, diciamo, un'impronta del vivere più vero, più naturale, più tranquillo, più di una volta, ma non in senso negativo, ecco.